La conferenza stampa l'abbiamo intitolata, secondo il linguaggio del Parco Letterario, Ciao inverno, benvenuta primavera, perché oggi è il 21 di marzo e dal punto di vista astronomico inizia la primavera e i fatti astronomici per il Parco Letterario sono fondamentali, perché inizia il nuovo corso. Noi durante l'inverno abbiamo fatto tante manifestazioni e viaggi sentimentali. Oggi è un giorno importante perché vogliamo presentare al pubblico agrigentino e non, quindi anche a coloro che saranno ospiti del Parco Letterario, questa iniziativa che finalmente sta andando in porto. Nel 2019 il presidente Musumeci, nella sua funzione ad interim di assessore ai beni culturali, pensa e fa subito una misura per i cosiddetti sale teatro e sale cinema di tutta la regione siciliana, stanziando un buon fondo, dei buoni fondi finanziari, e viene subito promulgata la legge bando e noi partiamo come Associazione Il Cerchio, soggetto attuatore del Parco Letterario, partecipiamo e subito presentiamo il progetto secondo le modalità previste dal bando. Poi il progetto viene esaminato, stiamo parlando del 2019, viene esaminato da una commissione di esperti e ci classifichiamo in buono posto, ottimo posto. Il finanziamento non è immediato perché prima ci sono gli enti pubblici, poi noi come associazione privata siamo venuti dopo. Ora quest'anno, veramente nel 2023, il meraviglioso assessore Scarpinato, Francesco Paolo, che ho solo incontrato ma non mi conosce, gli ho solo donato il libro del caffè letterario, la nostra guida, ma non abbiamo nessun rapporto, purtroppo dovrei anche salutarlo e vederlo al più presto perché lui viene spesso ad Agrigento. Ha finanziato altre sale teatro, tra cui la nostra, e quindi con un decreto del 13 dicembre 2023. Da quel momento in poi noi abbiamo nel mese di gennaio prodotto della documentazione che è stata accettata dai dirigenti e ora noi dovremmo iniziare, secondo il cronoprogramma che è qui accanto a me, entro il mese di aprile i lavori che secondo il progetto approvato, che è un progetto di completamento del famoso progetto del Piazzale Caos, l'Emporo delle Emozioni, viene così completato, nel senso che infatti per ora è stato presente solo il caffè letterario, ora saranno presenti strutture e servizi, si chiamano così, servizi e strutture complementari per il Parco Letterario, e che sono in ordine il ristoro per gli attori, la sala teatro ristrutturata perché è giusto e poi anche l'impiantistica che dopo 20 anni va rimodernata e adeguata con pannelli solari e con il ripristino dell'energia in modo da poter rifare il risparmio energetico che tanto ci aiuta, e lo stesso Musumeci ha messo in evidenza in questo bando. Sono stato titolare dell'azienda che ha realizzato questa splendida struttura grazie alla caparbietà e alla credenza e all'impegno dell'ingegner Dino Barone, con il quale abbiamo restaurato un rapporto più di amicizia che oltre quello professionale. Quindi, visto che è stato presentato già benissimo dall'ingegnere il progetto ad itinere, siamo contenti e sono felice di essere stato interpellato per questo completamento di questi lavori, quindi doppiamente felice e onorato di servire quello che serve alla comunità. Ipotesi per eventuale inizio lavori? Allora, l'ipotesi, più che un'ipotesi, dovrebbe essere una certezza, che è datata del 10 aprile corrente che verrà, e quindi c'è una data di termine, pure entro luglio verranno completati i lavori. Ovviamente tempo permettendo, perché lavoriamo fuori, quindi anche il tempo meteorologico ci deve essere benigno e d'aiuto.
però confidiamo nelle nostre capacità e nella nostra professionalità.